Ben ritrovati! Assegnate per l'anno 2025 le Spighe Verdi. È la 10ª edizione promossa dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale in Italia, la cui struttura internazionale è presente in 83 paesi, la sede in Danimarca ed è acclusa fra i programmi dell'UNESCO. La stessa struttura internazionale assegna le bandiere blu. L'iniziativa si è svolta insieme a Confagricoltura. Sono 90 i comuni che complessivamente all'anno 2025 hanno ottenuto il marchio Spighe Verdi in 15 regioni italiane. L'obiettivo è sostenere le comunità rurali, in particolare nelle aree interne e montane, per uno sviluppo sostenibile e una economia correlata al paesaggio culturale, naturale, artigianale, il turismo armonico, ma mantenendo il ruolo centrale dell'agricoltura. Il turismo verde in Italia arriva a pesare sino al 36% del complessivo turistico. Gli ospiti internazionali scelgono l'Italia per, nell'ordine, cultura, natura, paesaggio, benessere, arte del gusto nel quadro enogastronomico. Cercano spesso esperienze di contatto con la natura e mete poco frequentate. Sono 67 complessivamente gli indicatori che occorre rispettare per ottenere il marchio Spighe Verdi. Grazie e buona visita in Italia nei comuni con il marchio Spighe Verdi.